Sabato 14 settembre in piazza Maier Ross a Sora si è svolta la selezione provinciale della 10ª edizione del concorso di arte muraria Edil Trophy 24, organizzato dall'ESEF CPT di Frosinone. Coppie di mastri muratori si sono sfidate nella costruzione di un manufatto a regola d'arte realizzato nel minor tempo possibile. L'ente Scuola Edile di Frosinone da sempre è vicina alle imprese per offrire formazione e servizi per un settore che in provincia di Frosinone conta numerosi addetti. Oggi, come avete visto, è una giornata un po' così di festa per noi, per tutto il settore. Si concretizza in questa gara che ogni anno facciamo a livello provinciale e poi saremo presenti sia a livello regionale e speriamo anche al nazionale, dove abbiamo già in altre occasioni vinto. Quindi per tutta la provincia, visto il settore, do alcuni dati: 9.000 addetti iscritti in cassa edile e 1.500 imprese edili, quindi un settore trainante per tutta la provincia e stiamo cercando, ecco, grazie alla scuola, di sostenere queste imprese. Faccio un appello anche a chi magari è iscritto in cassa edile ma non usufruisce di tutti i servizi che la scuola dà, formazione, sicurezza, aiuto. Inizieremo anche a breve un supporto in cantiere con delle visite che possono essere richieste proprio per supportare tutto il settore e le varie imprese proprio a livello di sicurezza, per alzare ancora di più il livello e cercare di ridurre drasticamente gli infortuni. Una cosa dobbiamo dire: dati nazionali certamente sono un po' allarmanti, ma proprio nella provincia di Frosinone invece i dati sulla sicurezza sono, rispetto a tutta l'Italia, abbastanza confortanti. Dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio e tutto il settore si sta impegnando. L'opera di oggi non è un'opera banale, ma trattandosi di un concorso che serve a selezionare i rappresentanti della provincia di Frosinone alla gara regionale, credo sia anche giusto che ci sia un po' di difficoltà e complessità. L'opera da realizzare consiste in una panchina circolare realizzata in mattoni sabbiati tipo uni, con una seduta circolare in cemento bianco e una fioriera centrale. Il tutto realizzato su una base in calcestruzzo predisposta per essere trasportata e posizionata dove l'amministrazione comunale di Sora, che approfitto per ringraziare per l'ospitalità, deciderà di posizionare questi manufatti che verranno comunque donati alla città di Sora. Una gara che vuole testimoniare l'importanza della formazione nelle costruzioni, promuovendo un'immagine positiva del settore edile, un'occasione di enorme valore socio-culturale che permette di mostrare l'impegno del settore nella formazione sulla sicurezza, che evolve in maniera rapida. Il nostro ente formalmente ha due mission fondamentali, che sono quelle sulla formazione e quella sulla sicurezza. Il tema è anche tenere l'ente aggiornato e al passo con il settore, perché il settore cambia molto velocemente e quindi anche noi dobbiamo mettere in condizione l'ente, le aziende e soprattutto pure i lavoratori di essere formati in modo tale che siano adatti anche ai cambiamenti del settore. Basta pensare all'ultimo cambiamento del Superbonus del 2020-21, che comunque con i cappotti termici ha messo l'ente in condizione di fare dei corsi sul cappotto che prima formalmente non si facevano. L'altro tema importante secondo me è quello di fare una formazione intesa come punto focale per la sicurezza, perché riteniamo sempre che un operaio ben formato è più cosciente di quello che fa, sa quello che sono i rischi che la giornata del cantiere gli mette di fronte e quindi sa come muoversi e quindi sa anche come difendersi dai rischi che ci stanno nel settore. Il tema fondamentale secondo me è anche i giovani, purtroppo si fa fatica a reperirli perché il settore, anche con grandi migliorie che ci sono state negli ultimi anni,
rimane sempre un settore abbastanza precario, insicuro, e poi comunque gli operai sociali sono molto spesso trasfertisti e quindi vedono molte volte questo settore un settore di passaggio in attesa di occupazione migliore. Ecco, la funzione anche del nostro ente è quella di far cambiare un po' la visione di questo settore, che formalmente anche a livello economico offre grandi garanzie e soprattutto grossi sbocchi futuri e lascia comunque un futuro abbastanza tranquillo. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Sora e dalla provincia di Frosinone. Oggi siamo onorati di aver qui l'ESEF, voglio ringraziare il Presidente Alfredo La Possa, voglio ringraziare tutti i componenti perché veramente per noi è un orgoglio averli qui a Sora, perché rappresentano l'intera provincia di Frosinone, un settore fondamentale per l'economia del nostro territorio e quindi bisogna supportare sempre le aziende del settore affinché questo territorio possa continuare a lavorare e continuare ad investire su quelle che sono le dinamiche poi più importanti che abbiamo qui in provincia di Frosinone. Al termine della gara, la giuria, dopo un'attenta valutazione, ha premiato i vincitori che parteciperanno alla competizione regionale che si svolgerà a Montalto di Castro il prossimo 21 settembre. A rappresentare la provincia di Frosinone per la categoria senior, la coppia di mastri Margagnoni Antonello e Scuderi Massimo. Primi classificati nella categoria junior, Bracciale Gabriele e Grimaldi Andrea. Si sono aggiudicati il premio speciale Lavorare in sicurezza la coppia Macciocchi Enrico e Cicchinelli Simone. L'ente Scuole Edile di Frosinone ha voluto consegnare una targa ricordo alla giuria, composta dall'ingegnere Annarelli, dall'architetto De Donatis e dal geometra Marcelli, per ringraziarla della disponibilità nella 10ª edizione della gara di arte muraria.